Primo appuntamento ufficiale per la squadra di Mr. Cherubin che svolge l'allenamento congiunto con il Montecchio Maggiore, squadra che milita nella Serie D del campionato italiano. Ascoltiamo le sue parole. Mister, siamo passati dai campi della presentazione la settimana scorsa al campo del Montorio qui per questa prima partita stagionale. Il tempo era inclemente allora, oggi lo è stato ancora di più. Come hai visto la squadra? Bene, direi bene, abbiamo fatto per noi un buon allenamento, è la prima amichevole che facciamo, arriviamo da una settimana in cui ci siamo allenati tutti i giorni, ci stiamo allenando bene, avevamo un po' di assenze, un po' per gente che è ancora via, qualcuno che doveva recuperare, però è stato un buon allenamento. Che cosa ti stai prefiggendo per questa nuova stagione? Beh, di migliorarci, di cercare partiamo da un punto di vantaggio, nel senso che l'anno scorso ci siamo conosciuti, quindi sappiamo già come stare in campo e adesso anche oggi abbiamo già provato alcune alternative che possiamo usare, quindi partiamo da una base buona in cui ci conosciamo sia di elementi in campo sia di modulo. Adesso abbiamo anche il tempo per provare delle alternative, conoscerci meglio, vedere un attimo il da farsi. Conoscerci meglio soprattutto per i nuovi innesti. Sì, per i nuovi arrivati, insomma, sono quelli che conosco meno, quindi anche oggi abbiamo sperimentato, siamo passati con la linea a 3 dietro, poi a 4, qualcuno l'ho messo fuori ruolo perché volevo provare a vedere varie soluzioni e quindi abbiamo tutto il tempo per amalgamarci bene e per trovare delle nuove soluzioni. D'accordo, allora continuiamo nel percorso dei 100% Montorio. 100% Montorio. Il Montecchio passa in vantaggio a metà del secondo tempo, sotto una pioggia battente. Risultato finale: Montorio 0, Montecchio Maggiore 1.